Presidente, un'ultima domanda. Di quali strumenti dispone questo piano energetico per contrastare le eventuali infiltrazioni da parte del malaffare sul business dell'energia? Mi riferisco all'eolico, alla provincia di Trapani. Come dire, il malaffare può introdursi e infilarsi dovunque. Noi abbiamo inserito degli accorgimenti seri, che il titolare dell'autorizzazione realizzi l'impianto, che abbia perché no sede in Sicilia, questo giova al nostro fisco, che sia titolare dell'area dove si realizza l'impianto, che abbia una validazione da parte di un istituto di credito che appunto attesti che potrà realizzare l'impianto piuttosto che avere l'autorizzazione e poi venderla, l'attestazione da parte della rete che si può immettere la nuova energia in rete e evitare quindi il fenomeno delle cosiddette pale che girano a vuoto, eccetera, eccetera. Grazie. Presidente, ci sarà una deindustrializzazione dell'energia in Sicilia? Ma ci sarà un'evoluzione, se lei si riferisce all'attuale sistema di produzione non c'è dubbio che la riduzione della fonte e fino alla scomparsa della fonte energetica tradizionale che è il petrolio porterà ad una evoluzione verso l'uso di fonti diverse di energia, quella rinnovabile derivata prevalentemente dal sole perché il vento è generato dal sole, è certamente una forma di energia a portata di mano che noi credo dobbiamo avere il diritto e il dovere di usare al massimo. Il nucleare è sempre un'opzione. Il nucleare, parliamoci chiaro, è costoso e richiede tempo. Io sul nucleare cosa ho detto? Ma è anche un no a chi dovesse fare scelte sulla nostra testa come è avvenuto in passato. Verifichiamone la sicurezza, quindi che non ci sia inquinamento e che ci sia certezza su come smaltire le scorie. Verifichiamone la convenienza, non vorrei avere la centrale nucleare sotto casa, correre il rischio di non averne nessun vantaggio e poi che si esprima democraticamente il popolo siciliano. Sappiamo che per realizzare un impianto bisogna collocarlo in area non sismica, vicino al mare perché c'è bisogno di gran quantità di acqua, lontano dai centri urbani e quindi condizioni di sicurezza, convenienza e poi naturalmente quello che è importante, che si pronunzi la gente e non qualunque governo regionale, nazionale o europeo che sia. In Sicilia credo che voi sapete che il nucleare rispetto a 20 anni fa è qualcosa di leggermente, dico leggermente tra virgolette, diverso. Si parla di una nuova generazione con maggiore sicurezza e con maggiore convenienza. Vogliamo toccare con mano, conoscere, sapere e democraticamente scegliere. 20 anni fa di fotovoltaico, di eolico, forse si cominciava a parlare, di idrogeno per immagazzinare l'energia molto di meno, forse lo sapevano gli scienziati. Oggi è una tecnologia a portata di tutti, potremo scegliere anche col nostro piano energetico di usarla. Nel piano energetico, come lei vede, non si fa cenno al nucleare, ne potremo parlare perché lei sa che il nostro governo se ne è occupato, Enel e l'EDF francese, vogliamo essere protagonisti della scelta, non farcela imporre. Rispetto a 20 anni fa queste cose sono evolute, ma nel frattempo le riserve di uranio sono diminuite e quindi noi cominciamo a investire verso qualcosa che non stiamo investendo un bel niente, come lei sa, perché abbiamo parlato di questo nostro piano energetico che parla di fonti rinnovabili, numero uno, e perché in ogni caso non pronunziarci liberamente e democraticamente? Dobbiamo restare fermi a quello che credevamo 20 anni fa? Può darsi che possiamo cambiare idea, confrontandoci può venire fuori. Anche qua, no, la fonte è rinnovabile, la fonte è da smaltire, là sono i rifiuti, dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Nel pilastro delle rinnovabili. Sì, la raccolta differenziata è fondamentale, quello è il presupposto fondamentale, per evitare che vengano bruciati plastiche eccetera che poi immettono sostanze benefiche nell'atmosfera. Quindi io credo nella raccolta differenziata e in una termoutilizzazione di avanguardia e di nuova generazione. Quindi la raccolta differenziata è uno dei pilastri. Fondamentale, siamo molto indietro. Presidente, l'ultima, smart grids o raddoppio dell'anello e sorgente Rizziconi? Entrambe le cose si possono fare?
Ho perso la prima parte. Le dicevo, puntiamo il nuovo elettrodotto sottomarino. il nuovo elettrodotto e la chiusura dell'anello. La chiusura dell'anello, non c'è dubbio, perché oggi noi produciamo energia da vendere e quando manca l'energia i primi a patirne siamo noi. Ma come li mettiamo assieme con queste reti nuove intelligenti? Un concetto completamente diverso. Non è assolutamente diverso. Rete intelligente è l'applicazione di internet, è il contatore intelligente, ma certo Nei documenti della Comunità Europea c'è scritto bassa tensione. Però. Un sistema attraverso cui far circolare l'energia ci vuole. Non c'è dubbio che ci vuole. Quella serve, non ci siamo già. Come facciamo noi anche ad esportare l'energia che si produce attualmente in Sicilia? Riusciamo a farlo male, soprattutto non la usiamo bene noi. Domani avremo questa nuova generazione anche di elettrodotti. Quindi entrambi. Naturalmente.